16 paesi, 16 riti, 16 miti e questo è lo slogan che riassume lo spirito del Carnevale di Barbagia, la manifestazione che racchiude, coordinandoli, mantenendo l'identità e le specificità, i carnevali di 16 paesi della Barbagia di Nuoro. La volontà è quella di creare un nuovo evento di marketing territoriale in grado di esaltare quelle che sono le tradizioni consolidate del Carnevale barbaricino con le particolarità delle singole maschere, in modo da offrire ai visitatori un quadro completo di cosa significhi per le comunità questo evento. Il programma del Carnevale di Barbagia è stato presentato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata nella sala consiliare di Nuoro. All'incontro sono intervenuti tra gli altri il sindaco Andrea Soddu, l'assessore al turismo Marcello Seddone, Nicola Selloni, capo di gabinetto dell'assessorato regionale al turismo, Roberto Tangiano che ha curato la comunicazione. In sala i rappresentanti dei comuni che hanno aderito al progetto. La manifestazione inizierà domani col Carnevale di Sarule e si chiuderà il 5 marzo con i Carnevali di Nuoro e Orotelli. Ma nei loro interventi tutti gli amministratori hanno sottolineato l'importanza di presentarsi in maniera unitaria con un mese di eventi in grado di esaltare le singole manifestazioni amplificandone la portata culturale per coloro che dovessero scegliere di trascorrere un po' di tempo in Sardegna. La parola d'ordine è destagionalizzazione, in questa direzione va la manifestazione dedicata al Carnevale, ma lo stesso discorso vale per i riti della Settimana Santa o per le feste campestri, un modello vincente che mutua quanto fatto per Autunno in Barbagia. Per il Carnevale di Barbagia è l'anno zero, ma su questa base solida si vuole costruire un circuito in grado di proiettarsi all'esterno dell'isola, con un marchio ben definito e in grado di suscitare la curiosità dei vacanzieri che non vogliono fermarsi alle spiagge ma vogliono conoscere l'anima di un popolo.